Pronti? 1, 2, 3. Valida la prima partenza con la velocità da parte di Corleone Fi, che assume l'iniziativa nei confronti di Christopher Jet al largo, che prova subito a puntare in avanti. Alla corda c'è Carosio Light, quindi ancora Combo Jet. Insiste Christopher Jet all'attacco di Corleone Fi, 2 al momento in dibattito, 15,2 la curva. Insiste Christopher Corleone che fa spendere l'avversario, ma alla fine lo lascia sfilare. Dopo 400 metri di corsa in vantaggio Christopher Jet nei confronti di Corleone Fi, quindi Carosio Light, ancora Combo Jet, Comandante V e Croizeros. È finita squalificata Camille. 28,8 per i primi 400 metri di corsa, ha dovuto spendere molto il leader Christopher Jet per passare a condurre. 44,7 i primi 600 metri di corsa, cerca ora di riprendere in mano Massimiliano Castaldo, che rallenta il ritmo, e c'è allora la mossa dalle retrovie da parte di Croizeros. Risale il gruppo a grandi falcate. Croizeros cerca di portarsi a diretto contatto del leader Christopher Jet. 1 minuto e 6 decimi per i primi 800 metri di corsa. Christopher Jet che riallunga perché vede al suo esterno la sagroma minacciosa di Croizeros, che al completamento del primo chilometro è già a tiro del leader. 1:16,3 i 1000 metri iniziali. Christopher Jet in vantaggio, Corleone Fi lungo la corda, Carosio Light è andato a fare la seconda pariglia alle spalle di Croizeros, quindi Combo Jet alla retroguardia, Comandante V. 14,5 davanti alle tribune, accelera deciso Christopher Jet, che cerca di mettere in difficoltà Croizeros, che gira al largo, Corleone Fi lungo i birilli, al largo anche Combo Jet, quindi largo Carosio Light che chiude la corda. Combo Jet alla retroguardia, Comandante V che prova a muoversi, riaccelera Christopher Jet che prende un paio di lunghezze di margine nei confronti degli avversari. Corleone Fi alla corda, Croizeros al largo, Carosio Light che si muove in terza ruota al completamento del miglio, passato in 1:59,6 da Christopher Jet, che è in vantaggio nei confronti di Corleone Fi, di Croizeros e di Carosio Light. Sbaglia Croizeros, lascia così Corleone in seconda posizione con al largo Carosio Light, ma intanto Christopher Jet ha preso margine di vantaggio che è diventato incolmabile per i rivali. A 100 dalla conclusione, Christopher Jet che viene a completare il percorso da vincitore nei confronti di Combo Jet, che fa il secondo avanti a Corleone Fi. 2:28,4 il totale, con la partenza in giravolta viene 1:14,8 2000 metri. Il successo di Christopher Jet, Massimiliano Castaldo per Alessandro Gocciadoro, colori del signor Leonardo Cecchi. Il successo di questo figlio di Wishing Stone, che gira, sfila su Corleone Fi con spesa e poi si rende intangibile all'avanguardia. Al secondo Combo Jet, al terzo Corleone Fi a completare la trio che fa 5-4-3.